Reduci dalla vittoria di misura firmata Ankovic contro il Rosmarino dal pareggio di Bianca in casa del Melilli, il Giare torna regionale per affrontare la Nebros in uno scontro delicato per la classifica. Mister Rapisarda opta per una variante, cioè il 3-4-1-2, confermando il suo assetto in difesa, ovvero Piedra, Tosto e Petrella davanti a Tomaselli. A centrocampo accanto a Strano c'è Garozzo, con Caltabiano a sinistra e La Rosa a destra. Acciaccato invece Giordano Santapaola che va in panchina. Sulla tre quarti spazio elimina, alle spalle del tandem Tornitore e Ankovic. Ottima avvio del giallo-blu, rimessa lunga di La Rosa a cercare Ankovic, Tesseri De Nadal che lo anticipa, poi Strano al volo, tocca Ankovic, Piedra il controllo in mezzo a due, Piedra resiste, Piedra la conclusione, alto da pochi passi. Un'altra rimessa, stavolta dall'altra parte, la batte Petrella, sponda di Ankovic per Tornitore, la palla finisce a Caltabiano che spara alto. Si fa vedere anche la Nebros, Scolaro all'indietro per De Nadal, di prima intenzione verso Agolli a destra. Agolli, il traversone alto e lungo nella zona di Travaglia, a contrasto con Piedra, riesce a tenere in campo il pallone il numero 7. Travaglia si appoggia all'indietro dove c'è Panzarella. Panzarella dal limite, prova la conclusione, risponde presente Tomaselli. Agolli con le mani verso Ferré, fermato col petto da Petrella, poi elimina, si appoggia su Caltabiano, sponda di Ankovic verso Tornitore, fuori bersaglio. Mezz'ora di gioco, Parisi scambia con Ferré, ancora Parisi, va l'1 contro 1, poi scarico su Panzarella, Panzarella salta Strano, poi accelera in aria, Panzarella cross basso, anticipo di Caltabiano, la palla finisce a Scolaro, blocca a terra Tomaselli. Nella ripresa padrone di casa subito in attacco, punizione di Strano, testa di Scolaro che alza un campanile all'interno dell'area, ancora Scolaro, poi Strano al volo, la palla finisce a Piedra, Piedra il controllo, contrasto con Sacca, proteste di tutto il pubblico e dalla panchina giallo-blu. Volevano il calcio di rigore per questo contrasto tra Piedra e Sacca. 60esimo, punizione di Strano in profondità nella zona di Tornitore, anticipa l'uscita improvvida di Sendin che rimane fuori dai pali, Tornitore prova a dribblarlo, cerca poi la conclusione, Murato, Sendin lo strattone, stavolta il calcio di rigore arriva per il Giarre, rigore per il giallo-blu e ammonito il portiere. Dal dischetto va Ankovic che spiazza Sendin e sigla il suo secondo gol in maglia giallo-blu, il Giarre in vantaggio. È tempo di sostituzioni per mister Rapisarda, 3 cambi a centrocampo, fuori Limina, dentro Amante, fuori Caltabiano, dentro Pietro Santapaola, fuori anche Garozzo, dentro Kamga. Una sostituzione anche in avanti, esce Tornitore, al suo posto dentro Mascara. Passano i minuti, il Giarre resiste senza concedere nulla agli avversari. Scolaro va al lancio lungo, sponda di petto di Travaglia per Ferré, contrasto con Piedra, stavolta il rigore per la Nebros, fallo di Piedra. Dal dischetto va a Ferré, tocca Tomaselli ma non basta, arriva il pareggio di Ferré, 1-1 al regionale. Ultimi minuti del match, Santapaola per Amante, Amante lungolinea per Mascara che fa passare, prova ad andare via a sinistra, vince il rimpallo con Conti, Mascara può puntare all'area di rigore, Mascara accelera, tiro cross per Ankovic, troppo lungo, blocca Sendin. Ci provano anche gli ospiti negli ultimi minuti. Agolli riceve poi Ferré che gli lascia ancora la sfera. Agolli una finta, un'altra finta, il cross sul secondo palo per Scaffidi di testa, spreca una ghiotta chance. Finisce in parità e 1-1 tra Giarre e Nebros. Un match deciso da 2 episodi con dei rammarichi per i gialloblu che non sono riusciti a gestire il vantaggio e portare così a casa l'intera posta in palio. Si allunga la striscia positiva della scuola di Rapisarda, 3 risultati utili consecutivi, ma serve fare di più perché i prossimi impegni del mese di dicembre saranno difficili e da affrontare con spirito battagliero, già a cominciare da domenica prossima, quando i giarresi faranno visita al Niscemi non in classifica.